mondo là fuori e anche se decidete di non volerlo incontrare, comunque vi colpirà dritto in faccia. Credetemi. Dunque, è meglio cominciare a pensare al mondo ora, a cosa vuol dire per voi. Che significa il mondo per ognuno di voi? Perché dovremmo pensare al mondo? Insomma, dopo tutto, cos'è che il mondo si aspetta da noi? Aspettarsi. Da te. Cos'è che il mondo si aspetta da te? E se il mondo è un'enorme delusione? Questo è il vostro compito. Tipo così. Così come? Ci sarà una parola per finire la frase. Qualcuno l'aiuti? Strano. Strano? Pazzesco? Faticoso. Barboso. Barboso? Faticoso? Che ne dite di possibile? È possibile. Il regno della possibilità esiste dove? In ognuno di voi. Qui. Cosa ha fatto lei per cambiare il mondo? Beh, Trevor, la notte dormo bene, faccio una colazione abbondante, arrivo sempre puntuale e poi passo la palla a voi. Questo sono io. Questo sono io. E queste sono 3 persone a cui darò il mio aiuto. Ma deve essere una cosa molto importante. Una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro. E loro la fanno per altre 3 persone. Siamo a 9. Ne aggiungo 3 a ognuno. Fanno 27, perciò... Non sono forte in matematica, ma la cosa aumenta molto in fretta, capisce? È pazzo! Che vuol dire? Mi sembra una cretinata. Va bene, articolate le vostre idee, per favore. Sì? Per me è una buona idea. Sean? È stupida. Adam? C'è di mezzo l'onore. Non importa a nessuno dell'onore. E con questo? Tu sei così. Bene, Trevor, la classe ritiene, mi sembra di capire, oltremodo utopistica la tua idea. Cercherete questa parola tra un momento. Tipo un mondo perfetto. E allora? Allora, come ti è spuntata in testa? Perché Tutto quanto è uno schifo. La prima idea nuova, che inoltre richiede un estremo atto di fiducia nella bontà delle persone. Trevor ha compiuto un tentativo di interagire col mondo ed era questo il compito. E se fossi una persona espansiva, incline alle facili lodi, definirei la cosa ammirevole. Non sei fiero per niente? non lo so, credo di sì. Avanti, hai dato inizio a un movimento come passa il favore e non ne sei fiero. Credo, insomma, le mosse che ho fatto io non hanno funzionato. Sei qui. Sì, ma non so, ci ho provato davvero tanto, ma non è successo niente. Passa il favore è andato in tutti quei posti. Grazie a mia mamma, perché è stata tanto coraggiosa. Le mie mosse non lo so, per me certe persone hanno troppo paura per pensare che le cose possono essere diverse. E, insomma, il mondo non è tutto quanto merda. Credo che sia difficile per certa gente che è abituata alle cose così come sono, anche se sono brutte, cambiare. E le persone si arrendono. E quando lo fanno poi tutti ci perdono.